Si è svolta nella cattedrale di Santa Maria Assunta mercoledì sera la messa in suffragio del Papa Emerito Benedetto XVI, presieduta dal vescovo Monsignor Giampaolo Dianin con altri 50 preti. In una cattedrale colma di fedeli con la presenza dei sindaci di Chioggia, Rosolina, Taglio di Po e Loreo. A seguito uno dei passaggi che più ci ha colpito dell'intervento del vescovo Monsignor Dianin. Leggendo in questi giorni tanti commenti alla figura di Papa Benedetto, ne ho trovato uno che mi ha particolarmente colpito. L'autore definiva Benedetto XVI un Papa inutile per il mondo. Inutile perché ha parlato di cose inutili. Un Papa che ha parlato della bellezza di Dio e dell'uomo che segue Cristo, che ha parlato del cielo mentre al mondo interessa il pane che ci fa vivere. Un Papa che ha celebrato la ragione mentre oggi siamo bulimici di emozioni. Un Papa che ha pregato mentre al mondo interessa chi agisce. Un Papa che non ha avuto l'ansia di assomigliare a Giovanni Paolo II. Nel link in descrizione l'intera messa era stata trasmessa anche con la diretta streaming, ma la qualità del video non era proprio eccezionale.